Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, 27 ottobre 2022, da parte del Ministero della Salute. I nuovi casi in totale sono 1331 ed inoltre nell'ultimo giorno si contano 2 nuove vittime. Si superano i 30.000 casi in Italia con un numero alto di deceduti per un totale di 94 soggetti. Ancora in testa la Lombardia per positività rispetto alle altre regioni. Tragedia nel Catanese proprio alle pendici del vulcano Etna. Un Canadair dei Vigili del Fuoco è precipitato dopo essersi schiantato nella zona di Lingua Glossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un incendio. Secondo i primi accertamenti pare che allo schianto sia seguita un'esplosione che ha causato il vasto rogo. Deceduti 2 piloti a bordo del velivolo partito dalla Lamezia Terme. Un uomo saluta la moglie e i figli e scompare nel nulla per poi essere ritrovato senza vita nelle campagne vicine. La tragedia è avvenuta a San Giuseppe Jato, dove oggi si sono svolti i funerali per dare l'ultimo saluto alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un caso di suicidio. Dal fatto avvenuto si sono susseguiti momenti di forte angoscia per i familiari dell'uomo, residente nel paese in provincia di Palermo. Nella giornata di domani, venerdì 28 ottobre 2022, è previsto bel tempo su tutta l'isola. Non sono previste precipitazioni e la giornata sarà ancora una volta tipicamente estiva. I venti saranno deboli ovunque e le temperature subiranno leggeri abbassamenti nei valori minimi. Le province più calde risulteranno essere Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo e Siracusa, rispettivamente con 28 gradi e 27 per le ultime 4. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.